Quando l'ha vista entrare nel bagno del Pirellone, sede della regione Lombardia, non ha resistito alla tentazione di affrontarla, ma nonostante fosse un luogo appartato, qualcuno le ha viste e il battibecco ha fatto il giro d'Italia. Da un lato Elena Donazzan, vicentina, assessore al lavoro del Veneto, dall'altro Nicole Minetti, consigliera lombarda che non ha bisogno di presentazioni, entrambe del PDL ma molto lontane nel modo di vivere la politica. E l'ho voluta così incontrare in un posto discreto, ma poi è finito ovunque, su tutti i giornali, sulla stampa, insomma di grande interesse immagino per il resto d'Italia, che si cruccia per questo, e le ho chiesto semplicemente di dimettersi. Le ho detto che ci fa vergognare, le ho detto anche che, visto che era reduce dalle passerelle milanesi, che avendo un bellissimo corpo e facendo anche altro, che quello, ecco, che quello della politica non è il suo mestiere. Abituata alle luci della ribalta, però, Minetti ha risposto per le rime. Devo dire che la risposta mi ha stupito ancora più dell'atteggiamento, come dire, molto sfrontato, perché così ha replicato dicendo ma io non rubo, ci mancherebbe, nemmeno io rubo, le ho detto, ma la politica è una cosa seria, è un'altra cosa. L'assessore veneto ha così potuto rendersi conto di persona dell'interesse mediatico attorno alla collega lombarda, tanto che decine di giornalisti e operatori frequentano il Consiglio solo per seguire da vicino la bella Nicole. Il Veneto oggi soffre, la mia regione, io sono assessore al lavoro, soffre di disoccupazione, soffre di difficoltà e di emergenze per la nostra economia e noi ci occupiamo di Nicole Minetti. Ora, a me ha dato un po' di visibilità, ahimè che tristezza. Sul piano politico, invece, nonostante gli scandali delle ultime settimane, è sbagliato parlare di azzeramento del PDL, una generalizzazione che rischia di trascinare in basso anche i politici che amministrano in modo impeccabile, e Donazzan rivela così di essere molto attratta dal progetto di Matteo Renzi. L'azzeramento, come la rottamazione, come la formattazione, sono tanti slogan, ne aggiungo uno che però sento più mio, che è appunto la raccolta differenziata. Io voglio fare la differenza, io come politico, per come la interpreto. Quanto a Minetti, Elena Donazzan non è certo pentita di averla affrontata e sa già come comportarsi la prossima volta che si incontreranno, che sia in qualche bagno o in mezzo alla folla. Le chiederei, allora, ora che ci conosciamo e tu sai che faccia ho, quando ti dimetti?